Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal campo Bianuraminis di Serramana per assistere alla 16ª giornata del campionato di prima categoria girone A tra la Giareto e il Città di Selargius. Ex Cuscagliari Matteo Palla, adesso Mario Piras mette giù il pallone dentro per il numero 21 Azzeni, a tu per tu con Boassa, c'è il palo di Azzeni dove c'è il Capitan Serafini, adesso palla lunga, Tamba arriva in velocità, prova il sinistro di prima intenzione, palla che si perde sul fondo. Palla ancora intercettata ma Coccodi la recupera col sinistro, pallone messo in mezzo, cerca la girata, ancora Ruggero, viene fermato, o meglio viene disturbato, l'ultimo tocco è il suo, ancora palla per Nonnis che cerca lo spunto, prova il destro con il peso del corpo però non in perfette condizioni, pallone messo in mezzo, la rovesciata tentata da Coccodi. Musiu però recupera palla, lo scarico per Mario Piras, ancora il tocco dentro per Musiu davanti al portiere, c'è il calcio di rigore, parte Mario Piras col destro, spiazzato Boassa, per il vantaggio del Città di Selargius che si porta in vantaggio contro la Giareto. Città di Selargius questa volta non viene fischiato il fuorigioco contro Piras che vince anche il contrasto, ancora Piras a tu per tu con Boassa, prende l'esterno della rete, calcio d'angolo, pallone che arriva all'interno della di rigore, Corongiu di testa ci arriva ma non riesce ad impattare, ancora Tamba, il cross, cerca l'aggancio il numero 11 Orru ma non riesce a gestire al meglio il pallone, calcio di punizione, parte Coccodi con la sinistro, palla sul primo palo, palla blocca a terra, adesso pallone che arriva, Ruggero di testa anticipa tutti, adesso parte Schirru, pallone che gira, c'è la spizzata di testa ancora di Mario Piras che arriva su tutti i palloni, blocca Boassa senza difficoltà, Serafini di testa, poi c'è il pallone toccato ancora da Mario Piras in anticipo su Boassa, palla che termina al lato, calcio di punizione, Nonnis sul punto di battuta, parte lui con la destro, pallone che gira ma non scende, o meglio scende oltre la traversa, sul punto di battuta parte lui col destro, pallone morbido, c'è il colpo di testa alla traversa, colpita da Musiu, la controlla, cerca di saltare Tuveri, ancora Tamba all'interno della di rigore, il pallone messo in mezzo, sul secondo palo c'è il sinistro di Coccodi con palla bloccata da Matteo Palla, poi Piras allarga per Cugusi che entra dentro la di rigore, Cugusi mette in mezzo, Musiu il controllo, poi prova il destro, ribattuto ancora da Serafini, Nonnis sguscia lui in mezzo a tre giocatori, la conclusione dalla distanza non è precisa, palla già giocata, Musiu per Piras, pallone di prima di Piras ancora per Musiu di testa, poi Cugusi dentro la di rigore, il controllo con la testa, poi il sinistro, può ripartire così il Città di Selargius, lancio lungo, palla dentro per Piras che anticipa anche Boassa con la chiusura difensiva di Argiolas con la destro, prova lui dalla distanza, calcia con potenza ma non con precisione, da farci Tamba al limite dell'area, pallone sul primo palo, il miracolo di palla sulla conclusione di Alessio Argiolas sul primo palo, Ena palla sul secondo palo di testa, sfiora ancora il gol
la Gialetto. Picchini di testa ma non riesce a girarla e poi c'è il gol del Città di Selagius. Con Giuseppe Corongiu che ribadisce in rete dopo il tiro cross ancora di Mario Piras che ha spazio, pallone dentro per Piras, il controllo, la sponda di Piras, il destro piazzato di Musiu con Boassa che stava andando dalla parte opposta, pallone che termina sul fondo, però ottima azione offensiva, lancio lungo di Piras per Contu, questa volta sull'out di sinistra, Contu dentro la di rigore, la piazza Contu sotto l'incrocio dei pali. Ed è il 3-0 del Città di Selagius contro la Gialetto. Questo è veramente un gran gol ad opera di Marco Contu. Coccodi arriva sul pallone, poi c'è il tocco dentro dove lei non può arrivare perché c'è Contu. Ancora Coccodi con la sinistra, Tamba alla finta, c'è il palo ancora della Gialetto, non certo fortunatissima. Sconfitta casalinga per 3-0.